Buongiorno a tutti, diamo inizio. Siamo giusti con l'orario, no? 32, perfetto. Intanto ho visto che c'è una manifestazione dei lavoratori e delle lavoratrici del mondo della ristorazione, ho visto anche il documento e vedremo di organizzare un incontro intanto con l'assessore al lavoro Donazzan. E sicuramente un settore in difficoltà. Ho visto anche che c'è un'istanza per il tema del testing, cioè per coloro che entrano negli ospedali per poter fare il test, e mi sembra doveroso dare una risposta anche su questo fronte. Oggettivamente non ero a conoscenza del fatto che ci fossero, io penso che tutti quelli che entrano in ospedale debbano fare il test, punto, che lavorano in ospedale. Cioè non c'è distinzione di ruolo. Se entri in ospedale, la messa in sicurezza degli ospedali passa attraverso anche questo. E loro ovviamente presentano un'istanza a queste lavoratrici per alcuni aspetti sottoscrivibili, dopodiché vedremo di far fare un incontro con l'assessore Donazzan. Per i test ne ho già parlato con l'assessore Lanzarini, vedremo di parlarne già domani in conferenza con i direttori generali. Oggi è la giornata, vedete, è giornata internazionale per l'eliminazione delle violenze sulle donne, e ci tenevamo a dare anche noi un segnale. Vedete, c'è questa sedia che è un po' il monumento, no? A una visione di ricordo, la sedia rossa, e ricorda le vittime del femminicidio, delle donne che hanno perso la vita a causa del femminicidio. Iniziativa che abbiamo fatto in collaborazione con la Fondazione Ferioli Onlus di San Donato. Quindi la sedia rossa sta a significare questo. Io voglio solo ricordarvi che 3.174 donne hanno attivato e si sono avvalse di un percorso specifico dei nostri centri antiviolenza nel 2019, e c'è da dire che c'è un dato un poco inquieta, perché il numero di accessi nel 2019 sono stati 7.127 accessi, diciamo, di casi, e nel 2018 erano più di 1.000 in più, 8.464. Perché vi dico questo? Voi dite, ah bene, il problema si sta risolvendo, no? 1.300 casi in meno dal 2018 al 2019, quindi 1.300 casi in meno di notizie di persone che hanno subito violenza non è purtroppo non ci dà lo spaccato del problema reale. Il problema reale è che c'è molto sommerso, si denuncia poco. Voglio ricordarvi che il 62% delle violenze che subiscono le donne le subiscono dai coniugi o dai compagni conviventi o dai compagni, e il 22% da parte di ex partner, di ex compagni, e quindi da azioni di stalkeraggio che poi si traducono purtroppo in atti di violenza estrema, di forte aggressione, se non anche ovviamente con l'omicidio, il femminicidio in questo caso. Guardiamola, filmiamola, fotografatela questa sedia, perché penso che sia doveroso ricordare tutte le donne che hanno perso la vita a causa del femminicidio. Vi do il bollettino: sono 2.714.890 tamponi molecolari, sono 16.297 per l'esattezza, quelli fatti nelle ultime 24 ore, 16.297. I rapidi sono 837.947 e sono praticamente 30.000. In totale, nelle ultime 24 ore abbiamo fatto 46.243 tamponi. Ultime 24 ore, 46.243 tamponi. Numero dei positivi è 130.000 dall'inizio di questa vicenda, più 2.660 nelle ultime 24 ore. Vedete che i positivi comunque hanno delle giornate in calo, ormai siete più esperti di me. Sull'isolamento sono 45.687. Pensate, sono entrate in isolamento 7.275 persone. Vabbè, questi sono anche dati caricati magari in ritardo, non sono gli isolati delle ultime 24 ore. Ecco, a proposito di questo, vi porterò, penso domani, anche una
una disanima e quindi una spiegazione del fatto che abbiamo 73.000 positivi, e poi se fate il conto vedete 3.000 sono in ospedale più o meno, gli altri sono isolati, non torna il conto. Il conto torna rispetto a tutta una spiegazione che vi ho fatto mettere nero su bianco, che non torna, è vero che non torna, ma c'è una spiegazione perché non torna. Quindi domani magari vi do una scheda, così fate, vi anticipo già, dall'algoritmo escono ad esempio automaticamente quelli che si negativizzano, però non escludiamo che ci siano alcune negativizzazioni che non vengono prese in carico, in scarico. Dopodiché abbiamo tutta una serie di pazienti che sono positivi ma sono presenti ospedalizzati con altre patologie, e quindi questi vanno sempre a pesare sul numero alto. Ma comunque c'è tutta una disanima, e che oggettivamente ci porta anche a dire mediamente da prendere in carico c'è sempre qualche migliaio di pazienti che, capite, non ci si arriva quotidianamente, quindi è sto migliaio che si trascina. Questo spiega magari che qualcuno dice io sono in isolamento ma nessuno ancora mi ha chiamato, però avete tutti i numeri, e non sono numeri che così spiegati danno anche un'idea dell'efficienza della mole di lavoro che stiamo facendo, perché poi è sempre facile parlare, ma quando tu hai 70.000 persone positive, pensate solo una telefonata al giorno cosa significa, cioè dirlo è una roba, farlo è un'altra. Ricoverati 2.529 più 77. Terapie intensive 324 più 4. Quindi se sommiamo le due cifre, 2005 più 300 fa 2008, 29 più 24 fa 53. Giusto? No, sì, 63. Fai conto. 2, 2, 4, 9, 13, 53, ho fatto giusto. No, perché lo vedo, non lo vedo. Quindi sono 2.853 pazienti ricoverati. Ma vedo che tutti fanno le battute sui miei conti. Vorrei farli fare io a quelli che fanno le battute i conti come li faccio io. Poi vediamo se sono così bravi. Comunque ho avuto almeno la soddisfazione di vedere prima tante battute, poi che è arrivata la matematica in trasmissione, ho detto scusate, li ha fatti giusti i conti. Bisogna sapere le proporzioni, ragazzi. 3.429 totale dei morti, più 76. Vi abbiamo sempre detto che la parte della mortalità purtroppo è la parte che va a scemare, diciamo, più lentamente, perché è la coda finale delle infezioni. 6.586 persone dimesse, 102 nelle ultime 24 ore. Guardate, noi abbiamo anche un aggiornamento. Allora, noi siamo in fascia 5 siamo entrati ufficialmente con tutte le province in fascia 5 con i ricoveri. A fascia 5 va dai 2.500 ai 6.000. Adesso stiamo facendo un lavoro importante, abbiamo fatto una riunione anche stamattina con gli assessori, con i direttori, e ne abbiamo parlato, di divisione in fasi operative della fascia 5. Capite che da 2.500 a 6.000 pazienti ricoverati il salto è talmente grande che ci devono essere delle fasi, e quindi adesso si sta elaborando, ma onestamente quando vi dicevo guardate che abbiamo un piano B, sto lavorando già da almeno 10 giorni un progetto di fasi relativo alla fase 5, di steps, definiamoli così, di gradini, per dirlo in italiano, no? Assolutamente. Ecco, sulle terapie intensive siamo assolutamente sempre in fase 4, non abbiamo regionale, sto parlando regionale, stiamo utilizzando bene gli ospedali di comunità. Vi dico allora, per andare nell'ordine, Belluno in fase 5 con i ricoveri, sono ancora ricoveri in crescita.
Le terapie intensive sono in fase 4. Padova, siamo in fase sempre, ecco, Padova rispetto alle fasi è ancora in fase 4 con i ricoveri. Io prima vi ho dato il dato regionale, no? La regione è in fase 5. Però Padova è ancora in fase 4 con i ricoveri e in fase 4 con le terapie intensive. Treviso è in fase 5 con i ricoveri e 4 terapie intensive. Venezia in fase 4 con, ovviamente 4 avanzata, cioè stiamo arrivando alla quinta, con i ricoveri e sempre 4 con le terapie intensive. Vicenza siamo in fase 5 ben inoltrata e sempre in fase 4 con le terapie intensive. Verona stiamo entrando in fase 5, è proprio ai limiti. Ricoveri. Terapie intensive siamo in fase 4. 4 con una tendenza ad andare in fase 5. Ecco, Verona sulle terapie intensive è quella che è più vicina a sconfinare sulle fase 5. Siamo poi al Rovigo che debutta in fase 4. Debutta vuol dire che sta lasciando la fase 3 ed ha ormai i primi posti di fase 4 ed è in fase 3 con le terapie intensive, cioè sotto, fra l'altro con trend di calo. E poi abbiamo, li ho detti tutti, sì, li ho detti tutti. Vabbè, quindi la fase che stiamo vivendo è una fase importante, vi ho detto 2853 terapie, scusate, posti letto occupati che valgono 5 grandi ospedali più o meno, tanto per dare una dimensione di cosa significhi. Anche stamattina abbiamo visto insomma che i nostri 200 letti di terapia intensiva non Covid li stiamo gestendo. Abbiamo sicuramente pressione importante. Stiamo andando avanti ancora con assunzioni, con concorsi e tutto quello che si può fare, però capite che la coperta sotto il profilo del personale, la coperta corta e si sposta da una parte, ti copri la spalla, se ti escono le dita dei piedi o ti copri i piedi ti esce la spalla. Cioè. Perché? Perché molto di questo personale è personale magari precario, personale di cooperative, personale di enti comunali, di enti territoriali che hanno magari condizioni contrattuali e stipendiali diverse dalle nostre. E detto questo, guardiamo con attenzione quello che sta accadendo. Lo stiamo seguendo e abbiamo chiesto e immagino che ci sia una convocazione per un incontro con il ministro Boccia. Spero che la conferenza, ne ho parlato stamattina con il presidente Bonaccini e anche con il presidente e il vicepresidente Totti, e ne ho fatto anche 2 parole con Arno Compaccer, il collega di Bolzano, per una convocazione per parlare del futuro del PCM. C'è un confronto, è il 3, noi siamo disponibili a tutte le ore, isole comprese, diceva quell'altro, no? Cioè, noi non abbiamo limiti, basta che ci convochino. Poi guardate, con le nuove tecnologie è un attimo fare una riunione, ma veramente un attimo. L'incontro con il ministro Speranza e il ministro Boccia, 2 autorevoli rappresentanti del governo, ci permette di parlare e di capire quali siano le intese o le volontà del governo rispetto al rinnovo del DPCM, che ci sarà, e soprattutto discutere la partita della neve. Il tema della montagna invernale, davanti a notizie che si rincorrono di apertura dell'Austria, di apertura della Svizzera e quant'altro, si fa fare la figura veramente della periferia, dei dimenticati. Guardate, io penso che prima di tutto venga la salute, che nessuno dica che in Veneto guardiamo solo i bilanci. Prima di tutto viene la salute, perché un'economia piena di ammalati non è in salute, cioè non è un'economia. E quando tu hai 2800 persone in ospedale, e anche oggi approfitto di ringraziare tutti coloro che si occupano della cura dei nostri pazienti,
e sono ovviamente i nostri medici, gli infermieri, gli OS, tutti coloro che lavorano in ospedale, ma lasciatemi ringraziare anche i tanti medici delle USCA, i medici della medicina generale, i medici di base, i pediatri di base. Guardate, noi magari ogni tanto scazzottiamo, litighiamo, però è vero che siamo una squadra e quindi li ringrazio, perché quando ogni mattina l'assessore Lanzarin mi porta la tabella dei tamponi e vedo che crescono tutte le mattine e vedono che li fanno i medici di base, dico comunque noi abbiamo la squadra dei medici base migliore a livello nazionale, perché gli altri stanno tribulando, noi magari qualche tirata di redini l'abbiamo data, no? A vicenda, però alla fine la squadra c'è e i veneti devono essere contenti del fatto che in questo momento che è critico, dove comunque abbiamo 2.500, 3.000 positivi al giorno che hanno diritto a una risposta, che hanno diritto a una chiamata, che hanno tutte le ansie, insomma il Veneto c'è. E quindi vorremmo discutere, perché vi ho detto, viene prima la salute, però permetteteci di dire anche che per la montagna, la montagna invernale, la sci, gli impianti da sci non sono solo economia, sono anche una ricaduta sociale importante. Se voi immaginaste per un attimo di chiudere come un pulsante, no? Mettere in off e far sparire le piste da sci, la montagna invernale che scompare fa scomparire i cittadini della montagna, perché è l'unico grande elemento, è la promozione turistica della montagna, è l'economia turistica. Guardate che la nostra montagna veneta ha, e parlo della provincia interamente montana che è Belluno, ha 1000 persone ogni anno che se ne vanno da Belluno. Noi stiamo vivendo con ansia e apprensione questo momento, perché la decisione non è facile, perché la salute viene prima di tutto, ma è altrettanto vero che i nostri dipartimenti di prevenzione, quando dico nostri dico delle regioni, hanno approvato delle linee guida. Io veramente faccio appello al Comitato Tecnico Scientifico Nazionale che guardi con attenzione quelle linee guida, prima di bocciare questa idea, casomai implementi le osservazioni, se ci sono ulteriori osservazioni, ma non getterei via il bimbo con l'acqua sporca, come si dice, no? Cioè noi abbiamo un grande valore, che è quello di salvare il nostro grande valore, che è rappresentato dalla montagna invernale. E questa non è una conta di voti, di numeri, di opportunità, di telefonate, è un fatto di civiltà. Se riusciamo a mettere in sicurezza questo servizio, che ha solo due problemi: l'assembramento all'impianto e il trasporto nella eventuale cabina. Perché se tu vai con lo ski lift non hai nessun problema, no? Se ci vai con la seggiovia, tanto meno, perché sei all'aria aperta, seduto, male che vai c'è un convivente a fianco, ma ti metterai la mascherina, c'hai la mascherina. Io penso, vabbè, non vi parlo dei rifugi, perché i rifugi sono attività di ristorazione che sanno già quali sono le regole. Non capisco per quale motivo il rifugio in montagna sia un problema e il ristorante in pianura non lo sia. Se abbiamo tenuto aperti i ristoranti fino alle 6 di sera in pianura, dappertutto, anche in montagna, sono anche rifugi, ristoranti che vanno regolamentati, non ci deve essere assembramento, i cittadini debbono evitare gli assembramenti, usare le mascherine, però direi che le vere due partite sono la cabinovia e l'assembramento. E noi abbiamo fatto la nostra proposta, l'uso della mascherina e i distanziamenti. Se poi ci mettiamo tutti un po' di impegno, forse riusciamo a affrontare questo tema. Dopodiché, se si decide di chiudere, ci vuole certezza sui ristori. Guardate, è inutile che andiamo avanti con tante fantasie, gli algoritmi. Si prendono le aziende, si guarda il fatturato, si fa la proporzione in base ai giorni in cui quel fatturato non c'è e poi dirai, vabbè, i costi variabili non ce li hai perché se non apri non hai i costi variabili, solo i costi fissi. Ti faccio uno sconto del 10, 20, 30, 40% del fatturato alla tedesca e così via. Il problema è che molte misure non decollano perché ormai non c'è più certezza sulla qualità del ristoro. Questo è il vero tema. Guardate che noi abbiamo un sacco di operatori che ci dicono: ma se ci fosse certezza del ristoro è meglio che ci chiudiate. Questo è il vero tema. Allora io veramente auspico che ci sia la riunione della conferenza dei presidenti.
Per quanto riguarda l'ordinanza di ieri, noi abbiamo alcune FAC alle quali abbiamo risposto, poi c'è l'avvocato Botteon che è capo dell'avvocatura regionale e per noi qua però è in veste di responsabile della legalità dei provvedimenti, che ha fatto un approfondimento giuridico, vi dirà alcuni aspetti che sono quelli che non è della responsabilità del gestore, del fatto del controllo, li chiariamo e dopo saranno online per chi li volesse vedere, e sostanzialmente vi dirà che il gestore non è chiamato a fare il vigilantes, ma una persona che gestisce o qualsiasi lavoratore incaricato, se vede che il negozio è troppo pieno e va fuori i parametri, ha l'obbligo di vigilare sul fatto che non si creino assembramenti, ma questo a prescindere da tutto. E l'altro, se c'è la coda fuori, non è che uno è responsabile della coda fuori, la responsabilità viene se non metti i cartelli e non metti alcune indicazioni di base, ma ve lo dice lui. Invece voglio dirvi che rispetto all'ordinanza di ieri abbiamo fatto una scelta di accomunare il numero di clienti per metri quadrati per le medie e grandi strutture di vendita. Voi sapete avevamo dai 250 metri e sopra, allora abbiamo messo un cliente ogni 20 metri quadrati per tutte le strutture di vendita. Resta fino ai 40 metri. Prima avevamo 40 metri una persona, ecco, anche qui non ce lo siamo inventati noi, questo è un DPCM in vigore, noi non possiamo andare in deroga a un DPCM, è un DPCM di aprile che prevede che ci sia un cliente fino a 40 metri quadrati. Ovviamente nelle FAC, dopo ve lo dice l'avvocato Botteon, abbiamo escluso, e capite che anche questo è un segnale che abbiamo voluto dare, che dalla conta sono esclusi i dipendenti, i lavoratori, perché il legislatore quando fece il calcolo di un cliente fino a 40 metri quadri calcolava che se ci fossero stati 2 operatori si ritrovavano in 3 dentro nell'eventuale negozio, che se è di 40 c'è ancora aria, ma se è di 20 metri quadri in 3 o in 2 comincia a essere un problema. Però al di là di questo c'era scritto fino a 40 metri quadri una persona, DPCM aprile, non è una decisione regionale, però io ho sempre voluto, e l'avvocato poi ve lo confermerà, che le nostre ordinanze servono anche a dare le informazioni che vengono assunte dai DPCM, altrimenti non lo scrivevamo, ma poi qualcuno si beccava magari la contravvenzione perché è in vigore questo DPCM. 2. Dai 40 ai 250 avevamo previsto 20 metri quadri a cliente. 3. Oltre i 250 metri di superficie di vendita avevamo previsto 30. Invece abbiamo deciso, anche sentendo degli operatori che giustamente non hanno fatto delle osservazioni sbagliate, noi li avevamo sentiti anche prima, però evidentemente qualche considerazione qualcuno l'ha fatta un po' più, come si può dire, superficialmente. Adesso con molta oggettività tutte le strutture con più di 40 metri quadri hanno un cliente ogni 20 metri, esclusi i dipendenti e gli operatori da questo calcolo. Prego, avvocato. Microfono. Spieghiamo tutti i punti, perché poi l'avvocato che materialmente ha fatto le FAC questa mattina, che poi verranno pubblicate. Sì, ecco, un primo tema che era emerso nel confronto con gli operatori che si era sviluppato già ieri era in primo luogo appunto quello della responsabilità. Noi nell'ordinanza il Presidente aveva sottolineato la necessità di una responsabilizzazione di chi gestisce l'esercizio e di tutti gli avventori, in modo tale che tutti quanti collaborino rispetto all'obiettivo di rispettare le regole e soprattutto di prevenire il contagio, che è l'obiettivo finale concreto. Allora, la responsabilità del gestore rispetto alle code, che era un tema che aveva... Ma magari leggiamole direttamente, perfetto. Così le sentono in diretta. Perfetto, sì. Allora, ecco, diciamo come primo punto, anche perché è semplice e chiude qualche dubbio che era stato sollevato, anche se avevamo proprio cercato di sottolinearlo già nell'ordinanza, non si computano gli operatori nel calcolo dei soggetti che possono essere compresenti in un determinato momento nell'esercizio commerciale. Tra l'altro si precisa che si tratta di esercizi commerciali, non
gli esercizi, i servizi alle persone, altro tema emerso. Il secondo tema che era stato sollevato era quello della vigilanza che che nell'ordinanza il Presidente aveva cercato di indicare, ecco, come svolto attraverso gli strumenti appunto possibili, quindi o un contapersone laddove già, come tra l'altro nell'esperienza risulta essere messo in atto, oppure con, abbiamo detto, proprio personale per ricollegare al gestore la necessità di una vigilanza. Ecco, allora rispondiamo chiaramente, la vigilanza sull'accesso deve essere svolta, questa è la domanda, da una persona appositamente dedicata e riservata a questo compito? Diciamo ovviamente no, la previsione è volta esclusivamente a fare in modo che ci sia sempre un responsabile del controllo, che può ben essere ad esempio il titolare o un altro dipendente dell'esercizio, che la può svolgere dall'interno mentre lavora, quindi senza sottrarsi all'attività economica, se le dimensioni della struttura del negozio lo consentono. Ecco. Con questo risottolineiamo quello che appunto in realtà appunto da aprile i vari DPCM richiedono. Quindi si chiede che il gestore o chi opera all'interno verifichi il numero dei clienti in modo tale che questo sia in linea con le previsioni anti-Covid. Quindi non occorre ovviamente personale di nessuna qualifica riservato all'esercizio di questa funzione. Se c'è il contapersone, questo va benissimo, qualsiasi altra forma di controllo e vigilanza è importante. Altra prescrizione assolutamente di fonte statale è quella dell'indicazione del numero massimo delle presenze. Questo è un obbligo già previsto dallo Stato e l'ordinanza lo riconferma. Secondo tema molto importante era quello appunto della responsabilizzazione rispetto alle possibili code che un contingentamento, che in realtà appunto in qualche modo si desumeva anche già dalla normativa statale, ma che si è voluto sottolineare e quantificare a fini di semplificazione collegandolo alle superfici. Ecco, responsabilizzazione dei gestori per quello che succede, diciamo, nello spazio antistante l'accesso, se ci sono questi gruppi di persone in attesa. Ecco, ci è stato chiesto, i gestori di esercizi commerciali rispondono per qualsiasi assembramento che si crei davanti ai negozi, per assembramento ovviamente intendendosi una compresenza di persone in contrasto con la normativa e quindi a distanziamento non regolare senza uso di mascherina. Noi diciamo no, non c'è una responsabilità per quello che succede fuori, prima di tutto perché molto spesso si dice la parte esterna rispetto all'esercizio commerciale è su area pubblica e quindi l'esercente non ha la possibilità di intervenire in maniera diretta su quello che succede su uno spazio che è eventualmente sotto il controllo delle autorità. Quello che si voleva sottolineare è che il gestore che fa il possibile sulla sua proprietà, quindi negli spazi su cui ha disponibilità giuridica, per evitare le violazioni all'esterno del negozio, ad esempio utilizzando cartelli o avvisi, facendosi vedere periodicamente in modo tale da controllare, non risponde se la gente non rispetta le sue indicazioni. Quindi tutti siamo chiamati a fare diligentemente, esatto, con un buon senso, quello che ormai da mesi sappiamo che è utile per tutti, non semplicemente obbligatorio, ma indispensabile per prevenire o abbassare i numeri che abbiamo visto. Se c'erano... No, grazie mille l'avvocato Botteon. Ovvio, se poi ci sono altri quesiti come questi, risponderemo. A questo punto li diamo online. Considerate che la gittata di questa ordinanza è fino al 4. Volutamente ieri abbiamo dato valenza dalle ore 24 di oggi e qui... Perché l'abbiamo pubblicata un po' tardi, quindi abbiamo dal 26. Dal 26? Sì, dal 26 proprio per dar tempo e per verificare gli ultimi aspetti. Comunque di stravolgimenti non ce ne sono, solo le
le medie e grandi strutture di vendita che hanno un cliente per ogni 20 metri quadri. No, dalla mattina, cioè vuol dire da domani è operativa, diciamo dalla mezzanotte del 25, cioè di oggi, scatta l'efficacia. E vi ricordo che nelle strutture di vendita, quando noi diciamo una persona ogni 20 metri quadri, considerate che quei metri quadri sono anche occupati almeno per il 30% da scaffali, da banchi, eccetera. Vengono computati sempre nella misura, la misura è lorda, per cui cioè, vuol dire che poi non sarà una persona ogni 20 metri quadri, ma sarà una persona ogni 15-16 metri quadri, perché poi quel 30% viene calcolato come spazio libero, cioè vuoto per pieno, per capirci. Non so se mi sono spiegato bene. Detto questo, volevo dirvi, ragazzi, questo è un percorso che facciamo tutti assieme. Io vedo, c'è chi continua a dire fate lockdown, che è meglio lockdown, chi non vuole regole, chi dice, ad esempio oggi parlavo stamattina con un grossissimo gruppo dell'alimentare, anzi con 2 grossi gruppi, e mi dicono ma noi siamo organizzati, nel senso che addirittura abbiamo anche le poltrone per chi vuole attendere fuori, arriva una coppia di persone anziane, uno entra, l'altro ha la poltroncina per accomodarsi, piuttosto che abbiamo i guanti, il gel, tutte queste robe, insomma c'è attenzione, bisogna che ci aiutiamo un po' come comunità, la perfezione non esiste. Dall'altro però vorrei ricordarvi che questo lavoro che abbiamo fatto assieme ancora oggi ci permette di dire che siamo in zona gialla. Siccome ogni tanto arriva qualcuno e dice nella zona rossa, nella zona gialla, arancione però fanno quello, cioè vorrei ricordarvi quali sono le regole di base della zona arancione, forse non ci siamo capiti. Chiusura dei confini comunali. Sapete cosa vuol dire? Vuol dire che non hanno magari deciso come noi di mettere un cliente ogni 20 metri quadri, ma vuol dire che il supermercato, tu non è che puoi fare 20 km da casa per andare al supermercato, ci vai nel tuo comune e se non c'è un supermercato nel tuo comune, appena fuori. Capite qual è la restrizione? Sono chiusi tutti i bar e tutti i ristoranti. E poi altre restrizioni che non sto qui a dirvi. Per cui io penso che questo lavoro con un po' di sacrificio, che è grande sacrificio, ma io non ho altre soluzioni, ci permette quantomeno di avere una mobilità, di avere libertà di movimento e di poter ancora mantenere in piedi le attività economiche per quanto possibile. Guardi, io non ho altre soluzioni. Non ho fatto un master sul Covid, me lo sono trovato tra capo e collo assieme ai colleghi di giunta, assieme a tutti voi. Voi non avete mai pensato di fare giornalismo per occuparvi di una pandemia. E posso dirlo con una battuta, ma neanche i virologi. Cioè virologi, generazioni di virologi hanno studiato le pandemie, ma non le hanno mai viste. Ci sono state più guerre di pandemie. Pensate che noi possiamo dire che non abbiamo visto una guerra nei nostri territori, ma quelli che hanno visto la guerra non hanno visto la pandemia nei nostri territori. Chi ha fatto la seconda guerra mondiale, quelli della prima guerra mondiale hanno visto la spagnola, ma chi ha fatto la seconda o chi è nato dopo il 19 non ha visto pandemie. Noi l'abbiamo vista la pandemia e questa è come una guerra. Non sentiamo i rumori delle bombe, non vediamo i feriti per strada, ma è come una guerra. Guardate che 3.500 persone morte non sono nulla. E finitela col dire, lo dico a chi dice, ma comunque dovevano morire lo stesso, perché ci vuole rispetto per le persone. E comunque anche coloro che hanno comorbidità, cioè che hanno altre patologie, comunque se non avessero avuto il Covid non sarebbero morte così repentinamente. E questo lo dobbiamo dire. Ci vuole rispetto per la vita e rispetto per le persone. E lasciatemelo dire, anche rispetto per quelli che fanno di tutto per salvare la vita di queste persone. Noi diciamo con orgoglio che abbiamo dei centenari che abbiamo rimandato a casa. E se a qualcuno dà fastidio vuol dire che si trova nella comunità sbagliata. Perché questi vecchi sono quelli che hanno fatto grande la nostra comunità. Questi vecchi sono quelli che hanno emigrato, sono quelli che oggi ci hanno permesso di avere questo benessere e ci vuole rispetto. E a proposito,
faccio gli auguri a Domenico Michelet, che ha fatto 100 anni ieri, e che è un signore che ha un'età, diciamo, anagrafica di 100 anni, però biologica ce l'ha ancora di un uomo attivo, bravo, e come molti nostri centenari, quindi approfitto di fare gli auguri a lui, ci ha scritto, e quindi veramente auguri di cuore al signor Michelet. Prego, se avete domande. Di dov'è, Presidente? Cavoli, ci ha scritto di Conegliano. Conegliano. E prima di dar la No, perché parola, non c'ho la lettera, ho solo il nome, di Conegliano. prima di dar la parola alla Zambon, immagino mi darai le FAQ per i colleghi Sì, scritte, sì, le poi pubblichiamo. continuate a seguire online man mano che ne produciamo, va bene? Vabbè, però Prima- immagino che sì, queste sono le basiche, più o meno sì, quelle sì. che ci hanno fatto in maniera ricorrente. Zambon, cominciamo. Buongiorno Presidente. Ciao. Immagino potrebbe essere già la risposta nelle FAQ, Carlo, perdonami, ma volevo capire, perché ci chiedono, in un centro commerciale il principio, il nuovo parametro semplificato e quindi più semplice Vale da solo per i applicare. negozi, non per la parte comune. Molto bene, quindi non si calcola la superficie di ogni No. negozio come se fosse un negozietto A sé stante. Perfetto. Poi Quindi invece la parte, diciamo, la hall, no? non si Il calcola. foyer non si Mhm. calcola. Perfetto. Ovviamente non bisogna avere assembramenti, cioè ai gestori dei centri commerciali, grazie per la domanda. Cioè, i negozi, ognuno fa storia a sé e sono questi i parametri. Nel complesso il centro commerciale ha un gestore al quale ci appelliamo per evitare di non ritrovarsi in una piazza nella parte comune, no? Perché questo ci mette non poco in difficoltà. Guardate, noi stiamo valutando anche di allentare anche su quel fronte, però l'unica nostra preoccupazione è che non si crea una fonte di assembramento, perché con questi valori abbiamo difficoltà. Se posso, un altro tema che di fatto lei ha già toccato ampiamente, ha detto i gestori degli impianti, se ci fosse una certezza sui ristori, quasi quasi ci penserebbero. Credo sia un po' un tema che si sta sviluppando anche in altre categorie, in altre attività economiche. Vista la difficoltà, c'è più di qualcuno che comincia Sì, a l'ho detto pensare. prima. Esatto, ma lei sente che sta cambiando un po' il polso per cui si sta quasi quasi orientando il mondo economico a dire va bene, se dobbiamo stringere, stringiamo, ma No, guarda, la con i verità è che rimborsi. se noi avessimo adottato il modello tedesco fin dal primo giorno, non avessimo corso dietro i monopattini, a contributi a pioggia, a bonus di qua e bonus di là, probabilmente avremmo affrontato subito con un piglio. Partivamo dal fatturato, garantivamo la cassa integrazione a chi restava a casa. C'è il blocco di licenziamenti, quindi facevamo una foto della situazione dal giorno stesso. Provvedevamo a ristorare in percentuale sul fatturato reale, che c'è uno storico, ogni azienda ha uno storico, e lì finiva. La verità è che adesso, se tu parli con le imprese, dicono, ma cioè, ad esempio, non so, voi siete molto più in linea magari rispetto ad alcune informazioni, cioè i ristori promessi sono arrivati, non sono arrivati, alcune persone dicono che è arrivato qualche migliaio di euro, non lo so, non mi sento neanche di fare critiche. Dico, sapete, il vero tema è che gli operatori non hanno un livello di fiducia oggi rispetto ai ristori che è assolutamente con 10 punti di domanda, e questo non aiuta, no? Se poi ci metti che regioni virtuose come la nostra, che fanno un'operazione di ordinanze mirate, che alla fine non è che hanno fatto ingressi a gamba tesa nell'economia, per cercare di accompagnare questa zona gialla fino alla fine, e poi ti ritrovi che non ti danno neanche i ristori, cioè capite che è difficile, però confermo che l'emendamento c'è. D'accordo, perché un bel giallo, grazie. Voi non lo trovate, ma c'è. Allora, il mio ordine da Prigioni, Salmaso, Emiliano, Fois e Giacomuzzo. Si scusa la collega Pederiva che oggi è impegnata. Che salutiamo.
Buongiorno Presidente, Ciao. buongiorno a tutti. In questa riunione che appunto sollecitate, visto che c'è il DPCM il 3 dicembre, oltre al suggerimento per le misure per le aperture delle piste da sci o per gestire la montagna, avete anche altre indicazioni da presentare alla luce di quello che si sente che vorrebbe fare il governo? Ma Antonella, guarda, il DPCM lo scrive il governo. Sappiamo che uno dei temi è quello della montagna. Io ci aggiungo che un altro tema, l'ho sentito ieri sera in diretta da Bianca Berlinguer, sembra sia quello della scuola, del 9 dicembre, ma è una leggenda metropolitana, è vero? Non ve lo so dire. Qualcuno si degnerà di dirci qualcosa, perché comunque capite che se si apre la scuola c'è un tema di trasporti. Ho parlato anche stamattina con l'assessore De Berti per l'implementazione di tutto quello che è il trasporto, il tema della scuola coinvolge l'assessore alla scuola, l'assessore Donazzani, insomma coinvolge la sanità, coinvolge la protezione civile, tutti. Per cui vorremmo capire cosa accade il 3. Cioè, sinceramente, avendo noi grosse responsabilità, non possiamo rimandare tutto alla conferenza stampa o alla diretta Facebook. Grazie. Prego. Albino Salmaso. Presidente, qui in tema di numeri non vorrei dare materia a Crozza per farci... Ecco, quindi provo a fare due calcoli con lei, vediamo. Vai. Allora, se è vero che la Germania ristora al 70% le attività economiche con la perdita di fatturato e il nostro calo del PIL è stato del 12%, vuol dire che ci abbiamo rimesso circa, non so, 180 miliardi più o meno, no? 7 per 1, 7? No, sì, no, se il PIL in Italia è 1.800 miliardi, il 10% sono 180 miliardi. Partiamo da questa base. Dare il 70% direi che non so se il nostro bilancio ce lo consenta, nel senso che hanno già stanziato 100 miliardi per i ristori, cioè come dire, per la cassa integrazione e per gli altri provvedimenti. La parte dei ristori alle partite IVA e ai lavoratori autonomi mi pare sia stata calcolata in questa maniera, sono 5-4 miliardi il primo provvedimento, hanno aggiunti attorno a 8 No, ma miliardi. soldi sono stati stanziati. Io non... È poca roba, voglio dire, cioè lei, secondo lei abbiamo le risorse per riuscire... non governo il paese, ecco, non lo so. Nel senso che io ti dico, io non ho proposto il 70%, ho detto il modello tedesco che comunque ha di andare in quota percentuale sul fatturato, questo dicevo semplicemente. Che è l'unità di misura e poi in base alle attività giustamente. Sono nella cassa integrazione, dici, quindi la cifra è molto più piccola. Sì, diciamo che la parte dei costi variabili sparisce. Quelli dei costi fissi, che sono gli stipendi dipendenti, vanno in CIG, vanno in cassa integrazione, in cassa in deroga, in cassa integrazione, e quindi resta solo poi parte del fatturato che magari è rappresentato dall'utile e dalle produzioni. Ecco, allora qui c'è un tema politico che si apre. So che ieri sera appunto alla trasmissione con la Berlinguer le hanno chiesto il suo punto di vista, cioè il confronto in Parlamento sia sulla manovra complessiva di bilancio che sul ristoro vede in questo momento il partito che lei rappresenta su una posizione estremamente rigida. È colpa del governo che non convoca un tavolo fino in fondo per accogliere le proposte dell'opposizione, oppure lei auspica che comunque ci sia un passo in avanti condiviso da tutte le forze parlamentari per arrivare poi ad un risarcimento più ampio che tenga conto di queste considerazioni, di questo modello? Ma guarda, su un provvedimento così strategico, io penso che sia fondamentale trovare un accordo con tutte le forze presenti in Parlamento. Per carità, non si può rincorrere l'accordo estremo, però c'è una parte, diciamo, core, no? Centrale, di visione che penso che si accomuni. Io poi non vi so dire quanti siano stati gli incontri, le discussioni, perché non partecipo a questi lavori e mi guardo bene da andare a occuparmi di attività che non sono mie regionali. Però dico che se l'opposizione è una posizione forte, evidentemente di dibattito ce n'è stato poco E poi tu, per esperienza l'opposizione, comunque tu l'ascolti e dopodiché decidi, ma mi sembra di capire che qui dicono anche che non siano stati ascoltati. Bene, allora, se posso cambiare domanda, ieri le avevamo chiesto se potevate darci i dati della regione per quanto riguarda il numero di persone o le categorie che sono sottoposte al vaccino, però forse... Domani ve lo diamo. Guarda, a dirti la verità, ce l'abbiamo,
però penso che oggi ne abbiate a sufficienza. Ecco, un altro tema, ieri sera il professor Remuzzi ha parlato di una sorta di protocollo che ha messo appunto l'Istituto Negri e per quanto riguarda le cure a domicilio. Riusciamo a dire qualcosa di Ma definitivo? noi ce l'abbiamo il nostro protocollo. Ecco, se ce Noi lo siamo dà, stati i primi a fare il certo. protocollo. E Tanto ce è lo vero che può poi è stato mutuato a livello nazionale, hanno fatto una commissione, noi abbiamo il nostro protocollo, ma lo abbiamo già portato il nostro protocollo. L'avete illustrato? Ah, scusami, No, e corrisponde, ma sì, sostanzialmente sì. sono tutti uguali, Sì, perfetto. sì. Benissimo. Se Però voi- noi siamo stati i primi, che sia chiaro In questo questo. caso. No, perché appunto lì invece veniva presentata come un'assoluta novità, insomma. non Vabbè, doveva ma questo essere- è giornalismo che è così. Vabbè, quindi bravi loro. Sì, le regioni ce le hanno. Noi siamo stati quelli che hanno introdotto, ad esempio, in mole, in massa, scusate, il tema dei saturimetri, di portare l'ossigenoterapia e tutte queste robe qua. Ecco, e per quanto riguarda invece la sperimentazione dei test fai da te, a che punto siamo? So che ieri Stiamo appunto, attendendo, guarda, onestamente, onestamente, cioè, come vi No, dico no, come sì, sono le robe, stiamo attendendo l'ok del comitato etico della ULSS di Vicenza, perché ci siamo incardinati su Vicenza, ne abbiamo parlato anche stamattina, il comitato etico immagino, spero che dia l'ok, perché la sperimentazione la vogliamo fare in linea con tutte le norme. Dopodiché parte, abbiamo già distribuito il materiale, ma nel giro di una settimana noi 2000 o 1000, 1500, quello che è, test li facciamo. Considerate che in questa fase purtroppo abbiamo i pazienti, per cui riusciamo a farli velocemente. Se avessimo fatto d'estate ci avremmo messo mesi per fare sta sperimentazione. Poi mandiamo tutti i dati al Ministero della Salute. quindi lei conta di chiuderla Io spero che nel giro di 10 giorni si a chiuda. 10 giorni, quindi Sì, sì. il test per il cenone di Natale si può fare, come dicevi una Ah volta. no, cioè, se poi il governo, se a Roma decidessero di autorizzarlo, sì. Guardate, noi in 10 giorni mandiamo le carte a Roma, stiamo già preparando ovviamente la discussione. Ci sono altre aziende, annuncio, questo lo potete Sì, scrivere, sì, che si l'abbiamo sono fatte trovato. vive con altri test fai da te per la validazione, perché il nostro ruolo qual è? Di perfezione nostro, di Rigoli, alcuni aggiustamenti e dopodiché, avendo noi i pazienti, è ovvio che le aziende devono passare attraverso degli ospedali perché non ce li hanno da loro i pazienti. Però ce n'è più di qualcuna che si è mossa, anche grosse aziende. E alle obiezioni di chi dice appunto che è fondamentale invece inserire il biotracciamento con le app, È fondamentale, sì. appunto a che punto siamo lì? Perché Noi siamo assolutamente sul pezzo, però guardate, cioè, come si dice, stiamo parlando di grandi numeri. Il tracciamento sicuramente è la base di tutti i ragionamenti, però è anche vero che, come si può dire, cioè, se sei in mezzo al deserto e stai morendo di sete, non è che chiedi l'analisi dell'acqua, se qualcuno te la porta, la bevi. Cioè, nel senso che sì, la metafora è chiara. Allora, il tema del tracciamento parte al di là del senso del piano di sanità pubblica, ne tocca un altro, che è quello del senso civico di tutti noi, no? Se tutti noi fossimo persone per bene, ci facciamo il test fai da te, vediamo che è positivo, chiamiamo il nostro medico, restiamo in casa e via. Così funziona, non servirebbe tracciare niente, o meglio, ci servirebbe dopo per fare i contatti, eccetera. Però guardate che alla fine, che dicano pure che ci sbagliamo, ma io sono convinto che alla fine, nelle riunioni, nei ristoranti, dappertutto, ci sarà il test e via. Finché non ci sarà il vaccino, l'immunità di gregge andrà a finire così. Ma un po' lo facciamo, no? Se pensate che facciamo 50.000 test al giorno, a cosa servono quei test? Comunque a tentare di capire com'è la situazione. Due cose tecniche, se posso ancora, poi lascio la parola ai colleghi. Da Treviso i colleghi mi dicono che vorrebbero capire di più questi dati che avete inserito oggi, perché Treviso ha solo 10 positivi. C'è già una spiega a seguire che dice che verranno dati alle 17. Alle pomeriggio. Ah sì, è un problema di carico, è un problema informatico sicuro. Era un messaggio successivo alla... Sì, l'ho visto, ma non ho avuto tempo di leggere. Grazie, scusa. Ecco, per quanto riguarda invece qui la parte ospedaliera, allora lei siamo nella fase 5 e avete considerato fino a 6.000 posti. Sì, da 2005 a 6.000. Allora abbiamo
gli ospedali hanno visto 2.800 posti letto in 2 mesi, lei che previsioni si sente di fare? Perché se la pandemia dura fino a, speriamo, finisca, la curva sia discendente immediata, guarda, però pare questo- che purtroppo il trend possa essere più lungo. Allora, insomma, diciamo che la ecco. stagione non porta sicuramente beneficio, perché questo è un virus della famiglia di coronavirus, è un virus influenzale, no? E per il quale noi non siamo attrezzati, nel senso che non abbiamo gli anticorpi, non abbiamo il vaccino, è una variante che ci mette in difficoltà, e questa è la verità. Allora, alla luce di tutto questo, io immagino che fino ad aprile non ce la sfangheremo, nel senso che avremo sicuramente un po' di montagne russe, diventerà sempre più, come si può dire, familiare gestire questi flussi, brutto dire, ma sarà così, e dopodiché la speranza nel vaccino è una buona stagione. Sentivo ieri sera, anche voi l'avete sentito, no? Si dice, ma alla fin fine forse, ma l'ho anche letto, forse una dichiarazione, anzi no, una dichiarazione che ha fatto Fauci, che ha detto che comunque, probabilmente, no, dice probabilmente finiremo con la vaccinazione a fine 2021. Ma sarebbe già un grande obiettivo, perché se tutti vaccinati a fine 2021, fermi, tutti coloro che vogliono vaccinarsi entro fine 2021, no, non vorrei intasare i social di specifiche. No, ripeto che il vaccino non è obbligatorio, quindi se non te lo vuoi fare, non te lo fai, punto. Non devi preoccuparti di quelli che se lo vogliono fare. No, perché qui siamo arrivati al terzo stadio. Bene, se Albino ha finito, Emiliano, Fois e Giacomuzzo. Buongiorno a tutti voi. Guarda che c'è anche Curzio, che è un pezzo che alza la Non ti mano. avevo visto, perdonami. Vai Emiliano. Allora, ho girato questa mattina una richiesta d'aiuto proprio all'assessore Lanzarin da parte di alcune mamme del Bassanese. Spero che naturalmente la regione, e conosco appunto l'assessore, so che controllerà quanto accade. Io volevo chiedere quindi, è corretto capire, lo chiedo anche all'avvocato Votillon, i gestori non hanno alla fin fine responsabilità per i comportamenti all'interno dei locali E fuori. delle persone, e fuori in esterno, appunto come ha spiegato, perché sappiamo che c'è gente che comunque se ne approfitta, sta 2 o 3 ore per uno spritz, la mascherina non se la mette perché dice tanto sto mangiando, cosa faccio su e giù con questa mascherina? Solo che si era creato, come ben sapete, il timore e la paura di sanzioni, cioè di ingressi a sorpresa di chi è preposto a controllare e di dover appunto prendersi la colpa altrui. Io le chiedo, scusa se mi sì, permetto, avendo io anche l'iscrizione al REC, cioè non è che tu eserciti in un locale pubblico e a prescindere da tutto quello che succede non c'entra niente con la tua vita, certo. perché l'ubriaco, il minore, lo spaccio, e le aggressioni, l'orario, cioè non è che tu dici ma io il bicchiere era pulito, il servizio è stato impeccabile, per esempio i film western, no? Che toglievano la bottiglia dal banco mentre si sparava, cioè non sai che funziona così. La paura però era fino a che punto No, vabbè, io ti redarguisco, ci vuole sempre te lo dico, guarda, ma tu quando si fa ignori. economia c'è una figura che io vorrei conoscere un giorno, il buon padre di famiglia. È la figura del buon padre di famiglia. Nei libri di economia c'è sempre scritto si comporta come buon padre di famiglia. È diritto, no? È il codice civile, la figura del buon padre di famiglia. Cioè, dove tu eserciti, devi avere la condotta del buon padre di famiglia. Cosa diresti a un tuo figlio? Mettete la mascherina, non sta a spaccare tutto, non sta a fare assembramenti. Cioè, non vorrei che sto estranearsi dalla situazione fosse la legittimazione, tanto è Eseuri che ha deciso di fare così, no. E che non vuol dire che il gestore deve fare il poliziotto, però insomma un minimo di moral suasion, definiamola così. Prego. Ecco, solo una precisazione. Ecco, le disposizioni di ieri riguardano in realtà specificamente gli esercizi commerciali, che sono una cosa diversa dai bar e dal Certo, la paura nasceva proprio invece da questa categoria. appunto, No. Il timore. il contingentamento riguarda gli esercizi commerciali. L'ordinanza si occupa, ma su richiesta degli stessi gestori, Presidente,
anche degli avventori che si siedono, che si abbassano la mascherina e per Sì, dare ce una l'hanno mano, chiesto i gestori. esatto, ecco, per dare una mano a loro si è previsto proprio l'obbligo di tenerla in utilizzo per tutto il tempo in cui non si consuma. Della Quindi, conversazione, sì. cioè bevuto il caffè ti metti la mascherina e continui a Quindi parlare. c'è anche la Sì, richiesta Questa è da una parte- richiesta che i gestori ci hanno fatto. Sì, sappiamo però che siamo anche italiani, bravi Diciamo, veneti, lo bravi capivo, tutto, ma sappiamo sempre che quando si fa una regola, quando si detta, ci sono poi quelli che Siamo non la anche veneti, rispettano però, dai. e i gestori avevano questo timore. Nulla. Mi permetto di riportarla su un tema caldo, sicuramente quello della scuola, glielo dico anche da padre, è un rischio altissimo. Sembra, nonostante l'impegno di tutto il personale che è innegabile, spesso la guardo come una bomba a orologeria il mondo della scuola. Sappiamo di classi in quarantena, sappiamo insomma quello che sta avvenendo. Io mi chiedo come ci siano, come possano esserci appunto gli estremi per una riapertura. Vorrei Ah, no, sentire no, proprio guarda, da lei. per me ad oggi So che è non è una una leggenda gestione vostra, metropolitana Emiliano. Cioè non c'è nessuna proposta o evidenza formale e neanche oggetto di discussione. L'ho sentita anch'io in TV. ma esiste un Siccome pugno me l'hanno fermo da chiesto parte diretto. vostra? Una No, contrapposizione? io No? penso che allora, io non sono contro la scuola in presenza, così evito anche qui un flusso di messaggi, però dico semplicemente che ormai la letteratura scientifica ci dice che i cluster più importanti sono stati messi in piedi dei grandi diffusori che sono i ragazzi, che sono sostanzialmente tutti asintomatici, ma hanno cariche virali molto spesso elevate. Prego. E in Spagna, e anche in Spagna. Ma infatti la Francia viaggiava a quanti contagiati al giorno? Esatto, e ha fatto anche il lockdown. Noi non abbiamo fatto il lockdown e non abbiamo 100.000 contagiati, ci sarà un motivo. La Spagna, stessa storia, la Spagna si è ritrovata. E guardate, Israele ce l'ha insegnato quest'estate, ha aperto, è stata la prima a aprire le scuole, ha dovuto richiuderle repentinamente perché si è ritrovato un focolaio. Il che non è che i ragazzi sono degli untori, però oggettivamente è come se noi stessimo qui, voi siete tamponati, no? Ma se noi stessimo qui tutti i giorni, 5 ore, andaste a casa, ci ritroviamo qui altre 5 ore tutti i giorni e nessuno con la fase di test. Alla fine il test quando lo facciamo? Quando sarà il primo positivo. Ragazzi, guardate che non è una roba semplice. E le aule non sono così grandi. Sono poco più di metà di questa stanza e ci sono almeno una ventina di ragazzi. Prego. Allora, Fois Giacomuzzo, Pettenò e si è ricandidata la Zambon. Buongiorno Presidente, io volevo Ciao. chiederle se ci sono novità, visto che oggi è attesa una decisione per quello che riguarda la situazione di Auronzo di Cadore, quindi se ci saranno Facciamo i tamponi? ulteriori restrizioni. Sì, andiamo, il dottor Cinquetti ha preso anche contatti con la sindaco Paisbecker e faremo, da quel che so io, una campagna di tamponi. Invece nelle valli su, ne abbiamo parlato stamattina, nelle valli su della Valle dell'Agno, e stiamo ancora attendendo perché ci sono nuovi dati che sembrano darci un trend diverso, in diminuzione. Poi Però non escludiamo sulle valli dell'Agno delle restrizioni ulteriori, definiamoli, a voi piacciono queste notizie, no? I mini lockdown, ma chiudere i bar, quelle robe lì, insomma, nel senso che come è accaduto per i 3 comuni del Comelico, diciamo, situazioni molto mirate e circoscritte a delle contrade, a delle realtà dove c'è magari più infezione. una microzona rossa. Quindi. Sì, micro zone rosse. Il vostro riferimento è il dottor Pavesi. Mi inserisco velocemente, il trend di diminuzione è sensibile? Sì, guarda, stamattina parte della riunione è stata fatta proprio su questi microcluster che abbiamo in giro per il Veneto. Bene. Oggi, guardate, il Veneto è in una fase assolutamente adesso di crociera, no?
le turbolenze ce le abbiamo, ma per ora le teniamo bene. Abbiamo un pensiero che è quello delle case di riposo, questo ve lo dico perché anche stamattina l'assessore Lanzarin ha sottolineato l'aspetto delle case di riposo, perché le case di riposo restano sempre il luogo ideale per il virus. E quindi c'è un tema anche di socialità da parte degli ospiti che viene negata in questa fase, che non è irrilevante. Mi scusi Presidente, il calo riguarda la Valle dell'Agno o anche Auronzo? Agno. Agno, Solo per Agno. cui Auronzo, diciamo che Auronzo deve presumibilmente dovrebbe andare vogliamo verso- anche capire cosa stia succedendo, per cui secondo me una campagna di tamponi, io lo sto suggerendo da un bel po' di giorni, ci vuole. No. ho capito. Poi Dopo, volevo- se serve, si fanno anche micro chiusure, però come abbiamo fatto nei 3 comuni del Comelico, però in questa fase i tamponi. Ma comunque abbiamo dato carta bianca al Dipartimento Prevenzione della ULS 1, quindi Rasi e Cinquetti il direttore, che prendano le misure, così vale lo stesso per Pavesi. Quindi possiamo attenderci qualcosa nel giro di 1 o 2 giorni? Sì, secondo lei? sì, prego. Volevo anche chiederle riguardo alle novità che sono state illustrate prima sui negozi. Ci chiedono immediatamente: i negozi superiori a 200 metri quadri devono rimanere chiusi il sabato? Ancora sì. Stiamo anche... Sì, 2,50, 2,50. scusa. Sì, e 2 medie strutture di vendita, 2,50 e poi le altre. Considerate che questo inserimento delle misure, cioè clienti a metro quadro, è anche un elemento per noi per vedere se funziona. Perché se ci fosse una tenuta, non ci sarebbe nessun motivo per tenerli chiusi. Ve lo capite da soli, no? Perché guardate che noi quando abbiamo tolto gli assembramenti nei centri commerciali e in queste strutture evitiamo che l'assembramento si crei dentro il negozio, cioè, se uno si mette a chiamare l'influencer del momento, a presentare il libro del momento e riempie la sua struttura di vendita di 1000 metri quadri con 1000 persone, come accadeva una volta, capite che diventa difficile gestirla. Certo. Quindi è un test, diciamo, che prelude a una possibile apertura anche di sabato. Nulla accade a caso. Dai, andiamo avanti. Giacomuzzo, Pettenò, Zambò. Però ad oggi non possiamo impegnarci per nulla, ragazzi. Tornando, mi focalizzo su quello che sta accadendo nella Valle dell'Agno. Se dovesse esserci, come pare, a breve, mini lockdown, è il sindaco che firma Sì. l'ordinanza o lei? No, li facciamo con i sindacali, se serve io le firmo, non c'è problema. Ma i sindaci sono tutte persone collaborative e approfitto per ringraziare l'ANCI. Lo faccio perché veramente i sindaci sono in prima linea come noi e soprattutto anche con l'ansia di sapere di avere dei contagiati in giro per il comune. E i sindaci, ovviamente il dottor Pavesi poi coordina con la prevenzione le eventuali misure, sempre in maniera coordinata. Mi chiedo poi un'altra cosa, Presidente, su questo trend importante del numero dei morti, che sono sempre troppi, però sono tanti, e mi chiedevano se parlando e confrontandosi con i clinici e con i vari direttori generali le hanno parlato se c'è le chiedono se c'è una spiegazione perché si muore più adesso dei primi della prima ondata. Non si muore più adesso. Non si muore più adesso. Noi vi porteremo uno studio sulle mortalità, che fra l'altro ne parlavo anche con l'assessore Bottacin, potremmo farlo novembre su novembre 2019, novembre 2020. Ovvio che il massimo sarebbe riuscire a farlo febbraio su febbraio, no? Però vi do già un'anticipazione. A febbraio, marzo, aprile l'incremento della mortalità è stato oltre il 30% su base mensile. Però adesso stiamo elaborando i dati, vediamo, ma in questo momento non si muore di più di febbraio-marzo. Cioè la qualità delle cure è migliore, tanto è vero che il turnover delle terapie intensive è molto più veloce e il tasso di ospedalizzazione è molto più basso. La permanenza in ospedale è in ugual misura. È una roba complicata sta vicenda, cioè ne dobbiamo venire fuori. Ne verremo fuori, i cittadini non devono buttare la spugna, però lo dobbiamo fare questo lavoro tutti assieme. E noi abbiamo un obiettivo, restare sempre in giallo. Pettenò. Presidente, Sì, ciao. già.
Torno su due questioni che ha già affrontato, però per precisare, è un confronto con il governo in attesa del DPCM del 3. Voi chiedete, vogliamo avere informazioni più chiare prima della comunicazione anche per preparare il tutto. Due temi perciò, la questione impianti sciistici e stagione invernale. Dicono che non è tanto la questione solo degli impianti, cioè dell'ocabinovia eccetera, ma di tutto il movimento che si creerebbe nella movimentazione di chi va a fare vacanze, se può fare vacanze invernali. E questo è il tema che porterebbe anche allo stop, a dare l'ok all'avvio della stagione turistico invernale. Su questo tema voi siete pronti a dire no, si deve fare in ogni caso, o si chiude o si apre, non ci sono alternative, e anche le strutture che devono prepararsi devono saperlo per tempo, ovviamente, per avere tutte le possibilità di mettere a punto. No, noi come Regione abbiamo presentato le linee guida, il CTS dovrà esprimersi. Io inviterei al fatto che questa espressione sia anche propositiva, di dire, vabbè, invece di dire no, dici quali altre misure. Voglio ricordare che se oggi fossero aperti gli impianti, l'ordinanza della Regione del Veneto che prevede il no agli assembramenti nei centri storici, località, eccetera, ti evita di andare a farti la passeggiata in ammassamento nel corso principale della città turistica invernale. Io penso che insomma il vero tema è capire se si rischia e quanto si rischia. Come con tutte le cose, guardate, anche uscire di casa, andare a lavorare tutti i giorni, c'è una dose di rischio. Il mio pensiero va ai lavoratori. Ovvio, dobbiamo capire qual è il punto di equilibrio. Guardando in faccia la realtà, prima viene la salute, punto. Appunto, è proprio per questo che poi è scoppiata la polemica, nel senso che dicono prima la salute, perciò guardiamo a quello che è successo nei mesi estivi, il liberi tutti. Ma cosa è successo nei mesi estivi? Nei mesi estivi che appunto il trend era assolutamente in discesa, e perciò dicono che non c'è stata un'attenzione particolare, qualcuno annota, per evitare poi la possibilità che il virus riprenda con vigore. Ecco, io penso una cosa, lo dico, magari sarò smentito da tutti gli scienziati, penso che durante i mesi estivi di controlli contro gli assembramenti, cioè di comportamenti consoni a evitare assembramenti, non se ne sono tenuti, assembramenti in spiaggia, assembramenti nei locali, assembramenti nei bar e tutto. Da qui a dire che potevamo eliminare il virus, se oggi c'è perché abbiamo fatto gli assembramenti d'estate, ne passa molto, perché ci hanno spiegato che non è proprio così. È come dire, quest'anno abbiamo l'influenza, quest'estate siamo andati tutti al mare. Non funziona così, perché naturalmente noi abbiamo visto che eravamo ancora con la coda del lockdown, senza assembramenti, che le curve facevano così. Dopo abbiamo fatto gli assembramenti, le curve continuano ad andare giù. La verità è che abbiamo cominciato a vederla timida ripresa verso fine agosto, questa è la verità, perché noi luglio e agosto, cioè a metà agosto, noi in ospedale a Padova, che è il primo che si riempie, non avevamo pazienti. Quindi 2 mesi con il virus, con gli assembramenti, senza infezioni, vuol dire che il virus lavora di più nella fase invernale. Vi ricordate quando dicevo fateci votare presto e tutti vogliono andare a ottobre? Secondo voi a ottobre potevamo andare a votare? Mi dava carica vita se andavamo avanti così. Quindi è un vantaggio, ho lavorato per l'opposizione, durerò poco. L'altro tema è quello della scuola, che è sempre un problema che deve decidere poi il governo. Però c'è un aspetto che poi interessa anche le strutture regionali, nel senso che lei dice è meglio continuare adesso con la didattica a distanza, però prima o dopo, e si spera prima, le scuole devono riprendere a livello con la didattica all'interno delle aule scolastiche. Il problema, è stato detto, non è tanto forse dentro la classe, ma è l'arrivo dei ragazzi, degli insegnanti, di chi porta anche e poi riporta a casa magari problemi che si creano. Il problema è creare perciò tutto un sistema che funzioni. Come si deve fare? E non è che come al solito si parla e si è poi in ritardo nell'arrivo
a definire un'apertura delle scuole con maggiore sicurezza, non solo all'interno delle scuole, ma in tutti i servizi che ci sono attorno al sistema scolastico? Ma guarda, io dico, penso che non ci sia un cittadino, studenti compresi, che sia contrario alla scuola in presenza. Siamo tutti per la scuola in presenza. Primo. 2. La scuola non è una competenza regionale, è totalmente competenza del governo. 3. La scuola chiusa oggi con didattica a distanza è stata decretata da un DPCM. 4. Condivido anch'io che sia chiusa in questa fase. 5. Penso che sia, secondo me, sbagliato dal punto di vista proprio sanitario, aprire il 9 per chiudere a Natale per poi riaprire. Cioè, concentriamoci su una data, è il 7 di gennaio che bisogna aprire, cerchiamo di accompagnare questo percorso, ovviamente guardando parallelamente l'andamento dell'infezione, perché se tu hai ospedali pieni, aprire la scuola vuol dire veramente fare la roulette russa, ma non per questi ragazzi che comunque avranno infezioni o positività come asintomatici, ma per tutto quello che potrebbe essere la circolazione del virus. Il sistema attorno che deve essere messo a punto? Ma sai, il sistema attorno, guarda, noi abbiamo avuto dei cluster ospedalieri di infezione portate da fuori. Cioè è inevitabile che ognuno di noi fa la propria vita, no? Allora, se la fai come la faccio io, che vengo qui, incontro voi, quindi i miei contatti siete voi e mia moglie, fine. Io non incontro nessun altro, faccio tutti gli incontri anche stamattina in videoconferenza. Però non tutti possono fare la vita che faccio io o così ristretta nei contatti. Pensate agli operatori, pensate a chi ha lavori, ma insomma un barista, un ristoratore. E proprio per questo come facciamo a controllare cosa fanno tutti i cittadini? No, ma dicevo rispetto ai trasporti pubblici, so che l'assessore De Berti si è attivata ed è pronta stamattina li ha incontrati fra l'altro, per fare in modo che ci sia tutto l'indotto di bus turistici, dei privati, eccetera. Però anche qui, questo è un problema che viene prima come organizzazione, ma viene dopo, perché il primo è capire, dal punto di vista sanitario, è un rischio o no riaprire? Allora, noi stavamo a casa da scuola, non avevamo la didattica a distanza, non avevamo niente, ma proprio niente, non si aveva a distanza. E stavamo a casa e mancava il gasolio, ve lo ricordate? Finiva il gasolio. Una volta finiva sempre il gasolio sulla scuola, cioè il format era fine gasolio, sciopero, si stava a casa 2 giorni e arrivava il gasolio. A questi ragazzi purtroppo è toccata la pandemia. Posso dire, ed è accaduto in un mondo nel quale siamo tutti connessi. Pensate se fosse accaduto quando non c'era connessione, dal malato in terapia intensiva che vede con l'iPad i familiari, allo studente che riesce a studiare, all'acquisto online a volte che per i beni che ti servono non riesce più a rintracciare, pensate durante il lockdown, e a tutto quello che possiamo fare. Quindi se volete siamo anche privilegiati nel vivere questa esperienza. Pensate a quei paesi che la vivono e non hanno la connessione. Pensate ad esempio all'America Latina, cosa sta accadendo. Sì, è vero che è un mondo connesso, ma molti dei cittadini delle favelas non hanno avuto il diritto alla connessione o alla DAD. Dai, c'è bisogno che guardiamo anche in faccia la realtà, ragazzi. E noi siamo veramente sempre qui a spaccare il cappello in 4. C'è gente che non c'è neanche da mangiare e c'ha la pandemia in casa. Chiuderei con Zambon, se non ci sono poi successive domande per gli assessori, già vedo se no. Martina, bene, oggi chiudiamo. Ma no, ho ascoltato, però volevo chiederle se ci può anticipare qualcosa di più rispetto agli step intermedi che prevedete nella fase 5. No, guardate. Non mi stronghi così. No, perdonami, avete un sacco di materiale oggi per lavorare. Domani ve ne diamo il doppio, perché domani vi portiamo sicuramente il tema del dato sui positivi e sugli isolamenti, e vi portiamo anche il dato che chiedevate prima rispetto alle... E il protocollo a domicilio te lo mando oggi. Sì. Vabbè, portate pazienza, ma penso sia meglio anche per voi, avete la garanzia che nessuno ce l'ha, e ve lo diamo un minimo scaglionato. Poi abbiamo il calcolo, tutto il lavoro sulla mortalità,
che è molto interessante, e poi abbiamo tutto il lavoro sulle terapie intensive, che è fatto bene. Guardate, è stato utile anche per noi, perché si vede qual è il benchmark fissato dalle leggi a livello nazionale, cioè il numero, quante ne dobbiamo avere noi, quante ne abbiamo e quante ne abbiamo fatte in più. Quindi quando si dice, ma il Veneto usa anche le sale operatorie, se guardassimo la legge potremmo tranquillamente non utilizzarle, ve lo dico già. Però siccome siamo prudenti, 1000 le abbiamo pronte. Grazie a tutti. Grazie domani. ragazzi, buongiorno.